Continuano gli sbarchi in Sicilia. Nell'isola di Lampedusa sono infatti 198 i migranti sbarcanti durante la notte. A soccorrere i 5 barchini sono state le motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Sull'isola si sono registrati 6 approdi per un totale di 254 extracomunitari. A bordo delle barche, tutte salpate da Sfax in Tunisia, c'erano 31 persone, di cui 12 donne e 3 minori, della Costa d'Avorio, del Gambia, della Guinea e del Mali, 42, tra cui 12 donne e 3 minori originari di Benin, Burkina Faso, Camerun, Senegal e Ghana, e 54 liberiani e pakistani, tra cui 7 donne e un minore, 27 tra cui 5 donne e 44 di altre nazionalità. Tutti sono stati portati dopo un primo triage sanitario effettuati a Molo Favarolo a Lampedusa all'hotspot incontrato in Briacola, dove al momento ci sono 1208 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Per Capodanno con la nave Dattilo 600 ospiti erano stati trasferiti a Pozzallo. Intanto un peschereccio con a bordo circa 700 migranti è stato intercettato e soccorso dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza a 26 miglia a sud-est delle coste di Siracusa. I naufraghi sono fatti trasportare sui mezzi navali italiani e trasferiti nei porti di Siracusa, Catania e Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria. Altre operazioni di salvataggio ha partecipato anche la nave Dattilo della Guardia Costiera, che con circa 200 persone a bordo ha fatto rotta nel capoluogo etneo. E nella giornata di ieri altri 2 soccorsi sono stati operati in poche ore nel Mediterraneo. Fanno rotta verso il porto di Taranto con a bordo 85 naufraghi e l'incognita di eventuali sanzioni è la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Infatti è la prima imbarcazione di una organizzazione umanitaria che effettua un salvataggio dopo l'approvazione delle nuove norme, cosiddetto decreto ONG, che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle attività di salvataggio in mare. Tra le nuove regole firmate dal Presidente della Repubblica Mattarella c'è quella di chiedere subito un porto sicuro senza sostare ulteriormente in mare dopo un soccorso e di far formalizzare la richiesta di asilo da parte dei profughi sulla nave, pena una multa di 50.000 euro.